Guardate che grandi, ma cosa sono, signor Enzo? Allora, questa è una varietà, un Pleurotus, un fungo di perla o cardoncello. Che differenza ha rispetto a tutti gli altri funghi? Allora, è molto più corposo come fungo, è più profumato, è delicatissimo da mangiare. Come si può mangiare questo fungo? Allora, lo si può fare in mille modi. Noi di solito lo facciamo alla brace o alla pizzaiola, al forno, o panato sempre al forno, o trifolato in mille modi. E io qui vedo anche delle conserve. Sì, allora, il fungo poi noi lo trasformiamo e lo mettiamo in barattoli sott'olio. E come si fa per metterlo sott'olio? Quali sono gli ingredienti che possiamo dare? Ma si può fare solo questo fungo o anche altro? Tutti i funghi sì. Vediamo di dare qualche ricetta, magari qualcuno si passa il tempo a farli. Basta un po' acqua e aceto, qualche aroma naturale, vengono sbollentati, dopodiché si asciugano e si condiscono a nostro piacimento. Mettiamo un po' di aglio, un po' di origano, un po' di prezzemolo e dell'olio di seme di girasole o olio extravergine d'oliva, a richiesta dei clienti. Ma dove si trovano questi funghi? Come si fa per trovarli? Bisogna girare nei boschi, come si fa? Allora, allo stato naturale si trovano in montagna, in alta montagna, infatti in gergo si chiama fungo panecavoro o fungo di spina in dialetto. Poi fungo di spina, se no questo è coltivato, abbiamo noi una fungaia in mezzo uso e dove coltiviamo sia questo il fungo di perla, sia il cornocopio, il pleurotus, su diverse varietà di funghi. Questa festa, il Fungo Fest che torna ogni anno qui a Castelbuono, caratterizza il territorio, quanto è importante? Ma è molto importante, innanzitutto che porta una marea di visitatori, turisti, muove l'economia di un paese e anche la nostra piccola economia ne gode pure, perché noi valorizziamo i nostri prodotti. Ma soprattutto fa conoscere le cose buone della Sicilia. Certamente, questo è lo scopo principale della nostra presenza qui. Allora, con le immagini di questo grandissimo fungo, quanto sarà di diametro? Più di 20 centimetri. Ma molto di più, sui 30 centimetri. Allora, con queste immagini ci lasciamo. Vediamo, lo prende. Ah, addirittura è una composizione, guardate. Un gaffolo ha pesato 3 kg e 600 grammi. Guardate che roba, 3 kg e 600 grammi. Aspetta, le faccio una foto.